Ed ecco la ricetta super fresca della cannolo cake, ovvero torta di cannolo alla ricotta. Vi lascio subito la ricetta e gli ingredienti. Innanzitutto dovete munirvi di scorze di cannolo. Queste qui me le ha inviate l'oleare Ferlito come omaggio dalla Sicilia insieme al loro olio, che sono davvero buonissime, artigianali. Ne useremo 200 grammi e le andremo a tritare finemente o così con un mattarello all'interno di un sacchetto se non avete un frullatore, altrimenti andrete ad usare un frullatore. Io utilizzerò il mio Mambo e andrò a frullare il tutto per 10 secondi, dopodiché vado ad aggiungere 80 grammi di burro fuso. Io per frullare il tutto ho utilizzato il Mambo, oppure potete utilizzare anche il Bimbi o un altro frullatore qualsiasi. Siccome questo ha la funzione cottura, vado ad inserire il burro così e lo faccio sciogliere a 37 gradi a velocità di mescolamento 4 per 10-15 secondi. Questo è quello che dovete ottenere. Quindi andatela a distribuire su una tortiera di 22 cm, meglio sia a cerniera oppure così un cerchio contenitivo come quello che utilizzo io, ma vi raccomando di andare a mettere anche un foglio di acetato, così si manterrà poi bene una volta che l'andate a sformare la torta. Appiattite il tutto con un cucchiaio oppure con un bicchiere o anche con le mani e riponete in frigo per mezz'ora circa. Quindi andiamoci ad occupare della crema di ricotta. Faremo un vero e proprio cannolo a forma di torta. Per prima cosa ricordatevi di fare colare la ricotta almeno per una notte. Dopodiché l'andate a setacciare, a questo punto possiamo lavorarla per farla diventare crema. Io aggiungerò un cucchiaino di estratto di vaniglia che sapete che a me piace tantissimo, potete anche non metterlo, ma ci sta perché la vaniglia esalta i sapori. Dopodiché andrò ad aggiungere 200 g di zucchero semolato e vado ad aggiungere anche la scorza di un limone o di un lime, oppure potete aggiungere anche la scorza di un'arancia. Inserite gli agrumi perché ci stanno benissimo. Vado a mescolare il tutto con una spatola, dopodiché andrò a cambiarle, andrò a prendere una frusta a mano. Con la spatola all'inizio viene meglio perché la ricotta inizia ad ammorbidirsi. Nel frattempo andate a mettere in ammollo 5 g di gelatina in fogli che vi aiuterà a mantenere la vostra torta ben solida e compatta. Quindi andiamo a mescolare il tutto, mettiamo anche la scorza di limoni e dopodiché andiamo a sciogliere al microonde la nostra gelatina strizzata dall'acqua, alla quale andremo ad aggiungere 20 g di panna per andarla a stemperare così da evitare grumi. Quindi andiamo ad inserire anche la nostra gelatina insieme alla panna all'interno della nostra crema di ricotta e andiamo a mescolare il tutto. Dopodiché andremo ad aggiungere anche 20 g di scaglie di cioccolato fondente.
Quindi andiamo a riprendere la nostra base di cannoli dal frigo e andiamo a versarci sopra la nostra crema di ricotta golosissima e profumatissima. Quindi andate a livellare il tutto come faccio io adesso, scuotendolo un pochettino, e vado a decorarla con scorze di cannolo, ne ho usate ancora 2,5 e le taglio più grosse così da sentire il crunch del cannolo, ok? Non fatele troppo sottili. Dopodiché andrò a mettere per ogni fetta di torta una ciliegina candita e al centro altre 3 ciliegine candite e poi tutto attorno dei pistacchi, ma questo a vostra scelta. Per la decorazione vi consiglio di usare dei pistacchi tritati, che tritate voi perché prima sarebbe meglio tostarli per arricchirli ancora di un sapore più buono. Nel frattempo vi vado a mostrare come la mia nuovissima aspirapolvere, robot aspirapolvere lava pavimenti, guardate qui che pulito, M8 Pro della Proscenic con raccogli polvere, quindi questo cosino qua va a svuotare la vostra aspirapolvere, mi lava la casa da sola, ragazzi. Sono felicissima di questo attrezzo. Scrivetemi giù nei commenti se volete la recensione. Se vi ricordate avevo recensito la M6 Pro, ma questo è un altro mondo. Bellissima, davvero super intuitiva. E niente, bando alle ciance, torniamo a tritare i pistacchi, andiamo a finire di decorare la nostra cannolo cake. Quindi andatela a mettere in frigo coperta, così non prende i sapori dell'altro cibo che c'è nel frigo, perché la ricotta assorbe molto facilmente, e lasciatela riposare almeno 4 ore. Ed ecco qui la nostra torta cannolo buonissima. Spero che la video ricetta vi sia piaciuta, scrivetemelo giù nei commenti, magari per me è importante, ragazzi. Condividete con i vostri amici, questo mi aiuta davvero tanto, sia su Facebook che su Telegram. Condividete con chi volete se vi piace la ricetta, e vi ricordo appunto che mi trovate su Instagram, Pinterest, Facebook e anche su Telegram, dove potete comunicare in tempo reale con me. Io vi mando un grosso abbraccio, alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao!